Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli del nostro giornale. Nuova tragedia del mare, una neonata muore per ipotermia dopo lo sbarco a Lampedusa. La piccola ha trascorso troppe ore al freddo in mezzo al Mediterraneo. L'attacco di Save the Children è il fallimento di politiche che continuano a mettere i confini davanti alla vita. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Sindaci, commercianti minacciati e cittadini a Isola delle Femmine. Oltre 1000 persone hanno sfilato al corteo per dire no al pizzo. È la risposta dopo le intimidazioni ai lidi balneari presi di mira dagli esattori del pizzo. A Niscemi ieri giornata di protesta e silenzio dopo 4 mesi dalla frana. Al mattino gli studenti ancora senza scuola, nel pomeriggio gli sfollati e i commercianti che hanno perso tutto senza risarcimenti. Vasto incendio a Catania nel pomeriggio, a fuoco gli orti della Susanna. Le fiamme spinte dal vento lambiscono alcuni palazzi, alcuni evacuati precauzionalmente. Indagini in corso per verificare l'eventuale natura dolosa. Da oggi obbligo di targa per i monopattini, ma non tutti sembrano preparati. È caos per il rilascio dei contrassegni e per la loro collocazione. Associazioni e giovani volontari in azione alla Playa di Catania, riempiti 60 sacchi con rifiuti di ogni genere, dal vetro al ferro fino all'immancabile plastica. Il WWF ha ripulito invece un tratto dei fondali marini della Scogliera. Calcio, domani prende il via l'avventura dei play-off per Palermo e Catania. Al Ceravole i rosanero sfideranno il Catanzaro, trasferta vietata ai tifosi. I rossazzurri saranno invece impegnati a Lecco. 1200 tifosi etnei sosterranno la squadra al Rigamonti Ceppi. Ancora ben trovati, torniamo a parlare di questa ennesima tragedia. Una neonata, una piccola migrante è morta a Lampedusa. C'è l'attacco di Save the Children che dice è una tragedia inaccettabile per un paese civile. Intanto la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, ma c'è anche il racconto degli altri migranti che hanno detto siamo sconvolti, non ci siamo accorti della gravità di questa situazione. Sentiamo Orazio Longo. Adesso rimane la rabbia e la pena per quella bambina di appena un mese morta subito dopo essere arrivata a Lampedusa. Dopo ore di traversata al freddo nel Mediterraneo, la piccola non ce l'ha fatta, il suo cuore si è fermato durante il trasferimento verso il poliambulatorio dell'isola. Non ci eravamo accorti né noi e neppure la madre che la neonata stesse così male. Siamo sconvolti, dice un migrante che si trovava in quel barchino di 7 metri in metallo salpato da Sfax in Tunisia. 55 persone, compresa la giovane ivoriana di 20 anni con la bambina stretta al petto. La causa del decesso sarebbe l'ipotermia, ma sarà l'ispezione cadaverica disposta dalla Procura di Agrigento a confermarlo. Gli altri migranti hanno raccontato di avere pagato tra i 400 e i 600 euro a persona per affrontare il mare. Alcuni di loro riportano segni di violenza sulle braccia e sul dorso, subiti prima del viaggio. Un'inchiesta è stata aperta, intanto Save the Children parla di ennesima tragedia inaccettabile per un paese civile. Dall'inizio di quest'anno sono oltre 1200 le persone morte o disperse in mare, oltre 800 solo nel Mediterraneo centrale, e tra di loro ci sono molti bambini, più di 100 ogni anno negli ultimi 3 anni. Save the Children ribadisce con forza la necessità di aprire canali regolari e sicuri verso l'Europa e di attivare un meccanismo strutturato e coordinato di ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo. Per la mamma e la sorella della neonata morta è stato attivato dalla Croce Rossa il supporto psicologico. Cambiamo argomento, oltre 1000 persone al corteo di Isola delle Femmine per dire no al racket. La risposta dopo le intimidazioni ai lidi balneari presi di mira dagli esattori del pizzo. In marcia c'erano sindaci, commercianti minacciati e tantissimi cittadini. Marco Gulla. Oltre 1000 persone, insieme ai sindaci dei comuni di Isola delle Femmine, Capaci, Carini e Torretta, hanno partecipato alla manifestazione anti-racket organizzata sul lungomare di Isola per dire no alle estorsioni, dopo che 7 stabilimenti balneari sono stati presi di mira dagli esattori del pizzo la notte tra mercoledì e giovedì. Un no secco, una marcia per dire basta a queste richieste. Avremo una bellissima risposta, loro hanno alzato il tiro, alzeremo il tiro noi come istituzioni ma principalmente come cittadini.
non possiamo girarci dall'altra parte, abbiamo bisogno di sistemi di videosorveglianza. Persone per bene che dicono no, dicono non si torna indietro, si va avanti nel solco della giustizia, della legalità. Alla manifestazione hanno preso parte anche il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, e la deputata di Fratelli d'Italia, Carolina Varchi. Siamo tutti qui per dire che la mafia fa schifo, per dire che la società civile non si piega, che la Sicilia e i siciliani vogliono allontanare dal proprio nome quell'aggettivo mafiosi che troppo spesso li ha contraddistinti. È la prima volta, a mia memoria, che di fronte a iniziative come quelle che stiamo assistendo in questi giorni, in queste settimane nel territorio, c'è una reazione dei cittadini. Fino a ieri le estorsioni erano un fatto privato tra l'imprenditore che la subiva e il racket estorsivo che la faceva. Una manifestazione andata avanti per ore. I volontari di Adio Pizzo hanno anche sollecitato imprenditori e commercianti a denunciare. E ieri è stata una giornata di protesta anche a Niscemi, 4 mesi dopo la disastrosa frana. Al mattino gli studenti che sono rimasti senza scuola, poi nel pomeriggio gli sfollati e i commercianti che invece hanno perso tutto. Gerry Italia. Da una parte gli sfollati e i commercianti che chiedono risarcimenti dopo la frana di gennaio, dall'altra gli studenti rimasti senza scuola per la chiusura di 3 plessi finiti in zona rossa. A Niscemi la giornata si apre con una marcia silenziosa, le scuole chiuse non riapriranno e il futuro resta incerto. Chiediamo delle risposte concrete perché vogliamo ricordare a tutta la comunità che non ci siamo fermati, noi siamo andati avanti perché crediamo nella scuola, però la nostra normalità è chiaro non può essere questa. Il sindaco Massimiliano Conti ha annunciato la realizzazione di strutture modulari temporanee già dal prossimo anno scolastico per consentire agli studenti di tornare in classe, ma tra le famiglie resta la paura di un'emergenza ancora senza una soluzione definitiva. Nel pomeriggio ancora protesta in piazza Vittorio Emanuele. Al sit-in promosso dal comitato Evento Franoso partecipano sfollati, commercianti e residenti costretti a lasciare le proprie case dopo la frana di gennaio. Cartelli, striscioni, richieste precise, non contributi ma risarcimenti. Questi poteri dati al commissario siciliano oggi non si sono concretizzati in nulla di accelerazione negli interventi, quindi non avendo ancora avuto risposte siamo qui per avere queste risposte. A 4 mesi dalla frana intanto Niscemi continua così a vivere tra paura, rabbia e attesa, una comunità che chiede risposte immediate mentre il tempo dell'emergenza sembra non finire mai. A Catania questo pomeriggio un vasto incendio negli orti della Susanna. Le fiamme spinte dal forte vento hanno lambito alcune abitazioni che sono state evacuate precauzionalmente. Paura per i residenti e poi colonne di fumo che sono state visibili da lontano. Ci sono in corso delle indagini per verificare l'eventuale natura dolosa. Il servizio di Longodemana. Ad andare a fuoco soprattutto sterpaglie e canneti, ma l'incendio a causa del forte vento si è velocemente allargato e la paura che potesse arrivare alle case si è fatta sentire. Mi sono spaventata, infatti ho chiuso ben stretta la porta. Le fiamme com'erano? Altissime. L'incendio si è sviluppato a Catania a ridosso del viale Mario Rapisardi e di via Sabato Martelli Castaldi, in questo vasto terreno nella zona denominata Orti della Susanna, alle spalle di via Damiano Chiesa. Le fiamme hanno sprigionato alte colonne di fumo visibili da diverse zone della città. E c'era proprio il fumo che era tutto dentro casa. Mi sono aiutato anche con dell'acqua, ho preso un tubo e ho cominciato a spegnere quello che c'è qua sotto, che stava bruciando tutto. Le fiamme erano abbastanza, e per fortuna che il vento ci andava verso il mare, perché se andava da questa parte non lo so cosa succedeva in questo appartamento, se prendevano anche altri appartamenti, perché se brucia una persiana, qualche cosa, l'incendio può anche salire, il fuoco va sempre a salire. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, alcune autobotti e un mezzo di supporto logistico. Non è esclusa la natura dolosa, indagini sono in corso. Torniamo a parlare di Totò Cuffaro, non solo 3 anni di servizi socialmente utili, la pena inflitta all'ex leader della DC con il patteggiamento che è stato accolto ieri segna la fine della carriera politica dell'ex governatore siciliano. Tra le pene accessorie infatti c'è anche il divieto di incontrare politici. Manlio Viola.
La fine di una carriera politica intensa. Il patteggiamento di Totò Cuffaro, che dovrà scontare ancora 2 anni e mezzo di servizi socialmente utili ed evita così il carcere, porta con sé anche altro. Fra le pene accessorie, oltre al risarcimento del danno all'ospedale Villa Sofia e all'ASP di Siracusa, c'è il divieto di frequentare ed incontrare politici per tutta la durata della pena. Di fatto il vero risultato ottenuto dalla Procura di Palermo è questo, l'allontanamento di Cuffaro dalla politica attiva. E stavolta probabilmente si tratterà di un addio definitivo. La pena accessoria dell'interdizione delle attività nell'ambito delle quali si è maturato il reato è in realtà una cosa automatica nel codice italiano, ma per una personalità come quella dell'ex presidente della regione segna la fine di un percorso lungo e di una grande capacità di influenza. La sentenza fa delle eccezioni. Cuffaro non potrà frequentare i politici tranne che si tratti di parenti o che si tratti di incontri attinenti allo svolgimento della sua attività socialmente utile. Di fatto i politici li incontrerà lo stesso, ma non potrà più svolgere politica attiva. Già in passato, con la condanna e con il carcere, si pensava che Cuffaro e la politica non si sarebbero più incontrati. Lui invece era riuscito a ricostruire un partito dal nulla. Questa volta probabilmente è davvero l'ultimo atto della sua storia politica, perché, divieti a parte, sarà lui stesso, spinto anche dalla famiglia, a non volerne più sapere. E adesso parliamo dei paradossi della mobilità sostenibile. Da oggi è in vigore l'obbligo della targa per i conducenti dei monopattini, però non tutti sembrano ancora preparati. E poi è caos per il rilascio dei contrassegni e per la loro collocazione. Tonino De Mano. Lei è uno dei pochi a Catania a circolare con il casco e la targa. Davvero complimenti. Grazie mille. È giusto mettersi in regola in tutto. Da quanto tempo si è adoperato per mettersi in regola? Già lo scorso mese. Casco e targa nel retro del monopattino. Questo ragazzo intercettato in via Etnea a Catania è quasi una rarità, almeno per quello che abbiamo riscontrato noi. A poche ore dall'introduzione dell'obbligo della targa è già caos, visto che per un motivo o per un altro in molti ne sono sprovvisti. Si sfreccia anche in 2 a bordo sui marciapiedi e per la maggior parte dei casi senza casco e naturalmente senza targa. Qualcuno aspetta di ricevere il contrassegno e mostra comunque di essere in regola, esibendo tramite il telefonino la richiesta alla motorizzazione ed il relativo pagamento avvenuto. Ha un'autorizzazione fatta la motorizzazione, giusto? Sì, ok. Quanto ha pagato? Guarda, 35. Ed eccola la targa, 3 numeri, 3 lettere e il simbolo della Repubblica. La notiamo proprio nel piantone dello sterzo, in un mezzo utilizzato proprio dalla Polizia Municipale di Catania. Di norma la targa dovrebbe essere applicata in modo visibile e permanente sul parafango posteriore, ma l'assenza di un adeguato spazio, alias portatarga, rispetto alla grandezza dell'adesivo ha sollevato dubbi e polemiche. Ancor peggio, in molti avrebbero segnalato che la stessa targa si potesse staccare a contatto con l'acqua e quindi con la pioggia. Noi poniamo un quesito. Recentemente abbiamo mostrato il conducente di un monopattino che sfrecciava a 65 km/h sulla circonvolazione. Se lo dovesse rifare, nonostante l'obbligo della targa, eviterebbe comunque una multa, perché, semplice, il contrassegno nello sterzo non è ovviamente visibile. Sdritta invece a luglio l'obbligo della copertura assicurativa. Ad Agrigento, nuova campagna di scavi nell'antica Acragas, archeologi al lavoro nell'area residenziale a nord della Collina dei Templi. Davide Sardo. E caccia ai tesori nascosti dell'antica Acragas. Nella Valle dei Templi tornano gli scavi archeologici e l'obiettivo è ambizioso: riportare alla luce nuove tracce della città greca sepolta da oltre 2000 anni di storia. Il parco archeologico investe 350.000 euro per una nuova campagna di ricerca nell'area residenziale a nord della Collina dei Templi. Le pagine di storia che ci permette di raccontare questo quartiere sono veramente di grandissimo interesse, di grandissima importanza per cercare di ragionare su un quadro d'insieme di una città che è stata una delle città più importanti del mondo antico. Un'area che in passato ha già portato alla luce reperti straordinari e che oggi potrebbe aprire nuove prospettive di studio a livello internazionale. Gli archeologi puntano a ricostruire la vita quotidiana dell'antica Acragas e i drammatici momenti della distruzione del 406 a.C. per mano dei cartaginesi. Ha stupito da subito. 3 anni fa, all'ultima giornata di scavo, abbiamo trovato un deposito votivo che ci ha regalato una quantità innumerevole di statuette
forte motivo appunto e questa è la testimonianza che la città di Akragas era una grande città. Gli scavi saranno anche un'occasione di archeologia pubblica con il coinvolgimento diretto dei visitatori sempre più numerosi nella Valle dei Templi. E resta vivo il grande sogno, trovare finalmente il teatro dell'antica Akragas, che secondo gli studiosi potrebbe sorgere nell'area vicino alla chiesa di San Nicola. L'esercito dei volontari, tra cui tanti giovani, ha ripulito la spiaggia della Playa, riempiti 60 sacchi. Ancora una volta l'habitat è stato deturpato da vetro, ferro e plastica. Per fortuna che ci sono le associazioni e i volontari. Vediamo. Abbiamo trovato di tutto, quindi plastica, vetro, metalli, ma il mare è carico di tutti questi rifiuti che vengono appunto spiaggiati. L'imprenditore Ignazio Ragusa, presidente regionale del sindacato italiano balneari, non usa giri di parole. È sconsolato, ma al tempo stesso non si dà per vinto e vuole lanciare un segnale forte perché il mare della Playa va preservato e difeso e per difenderlo serve la collaborazione di tutti. Una vasta operazione di pulizia straordinaria è stata effettuata nell'ambito del progetto Playa di Catania 2026, spiaggia e mare puliti, insieme si può, e ha visto la partecipazione di decine di studenti e volontari. L'iniziativa è stata promossa dal Kivanis Catania Est con la collaborazione di Lega Navale, Club Alpino Italiano e l'adesione di diverse associazioni del territorio. Riempiti oltre 60 sacchi di spazzatura, prevalentemente vetro, plastica e ferraglia. Non tutti rispettano l'ambiente, la spiaggia è libera, la spiaggia sembra che non appartenga a nessuno, così come a volte capita in montagna. Questi decine di sacchi si trova di tutto, ma quello che fa più male al mare è la plastica. Assolutamente sì, ma abbiamo trovato, ahimè, purtroppo anche pannolini. E io mi rivolgo a tutte le mamme catanesi, papà catanesi, insomma è un gesto di assoluta inciviltà. Il WWF si è invece occupato della pulizia di un tratto dei fondali marini alla Scogliera. Ci fermiamo, facciamo una pausa, ritorniamo tra poco per parlare di calcio. Oggi vigilia di semifinale play-off per il Palermo. Domani scenderà in campo, ma scenderà in campo anche il Catania. Vi aspetto tra poco. Ancora ben trovati, adesso il calcio, vigilia di semifinale play-off per il Palermo che domani nella gara d'andata sfiderà il Catanzaro, dubbi di formazione per Pippo Inzaghi. Marco Gullà. Ora si fa sul serio. Il Palermo non può più sbagliare. Domani al Ceravolo contro il Catanzaro l'andata della semifinale playoff alle ore 20. Vietato sbagliare. Il Palermo vuole iniziare nel migliore dei modi e provare già ad ipotecare la finale. Pippo Inzaghi deve però fare i conti con alcuni infortuni. L'assenza di Palumbo è probabile, ma ci sono ancora spiragli. L'infortunio rimediato mercoledì è stata una brutta botta per il trequartista. Nulla di serio, ma Inzaghi non lo dovrebbe rischiare dall'inizio a Catanzaro, anche perché 3 giorni dopo si torna in campo per il match di ritorno al Barbera. Potrebbe concretizzarsi anche il forfait di Bani alle prese con problemi fisici da diversi giorni. Inzaghi studia le alternative. In Paul Cepeda al centro con Pierozzi, Braccetto e Rui Modesto sulla fascia. L'altra strada porta Magnani titolare al centro con Peda nel ruolo di Braccetto e Pierozzi a destra. Sulla tre quarti, qualora non ci fosse Palumbo, pronto Giasi con Jonsen che in caso subentrerebbe a gara in corso. Poi spazio all'Eduardo e poi Ampalo. Arbitrerà il match Feliciani della sezione di Teramo. Trasferta vietata, tifosi del Palermo, sarà così anche per quelli del Catanzaro per il match di ritorno. Secondo me, per fortuna, rispetto agli altri anni del Palermo arriviamo ai playoff con una consapevolezza diversa. Sappiamo di aver fatto un grande campionato, non è bastato perché qualcuno ha fatto meglio di noi, però abbiamo un'altra grande possibilità. Però a differenza di altri anni arriviamo con una convinzione importante, forti. Quello che ho detto alla squadra, noi dobbiamo finire questi playoff senza avere rimpianti. Adesso parliamo del Catania che comincia da Lecco invece la sua corsa nei play-off di Serie C. Quarti di finale, gara di andata, si gioca domani alle 20:45, squadra che è già in Lombardia da ieri, oggi invece la rifinitura. Marco Carli.
Il momento è adesso. Lo striscione esposto dai tifosi al Massimino per il test con il Santa Venerina racconta l'importanza e l'attesa. Il Catania comincia la corsa nei playoff promozione seguendo l'onda emozionale in arrivo dai propri tifosi che vogliono tornare in B dopo 11 anni e riempiranno lo stadio per il match di ritorno. La loro presenza però sarà decisamente avvertita anche all'andata. Allo stadio Rigamonti Ceppi saranno in 1200 con biglietti per il settore ospiti volatilizzati nel giro di poche ore. Questa è l'atmosfera. Il Catania intanto ha lavorato allo Sport Italia Village, partenza un giorno prima, allenamento di rifinitura nella struttura vicino alla sede della partita, concentrazione massima. Poche parole nel pre-gara di una partita che inaugura i playoff. Ciccarelli è forte in attacco, da verificare chi li affiancherà, con Bruzzaniti favorito e Caturano che sogna ancora di poter essere decisivo, come nell'ultima contro l'Atalanta Under 23. Toscano sa che può sfruttare anche Casasola e Donnarumma. Il primo dall'inizio, ho risparmiato in avvio per poi dare comunque il suo contributo. Il secondo dalla panchina. Scelte che faranno da preludio alla partita più attesa. Dopo 20 giorni senza calcio, i tifosi etnei si augurano adesso 3 settimane da raccontare, con entusiasmo. Domenica Telecolor seguirà il match con diretta stadio, formula collaudata, collegamenti da Lecco, 3 ore live fino alle interviste in anteprima per raccontare tutte le emozioni dell'esordio rosso-azzurro nei playoff. Un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Prima di chiudere c'è una notizia: per circa 40 minuti è stata chiusa l'autostrada per Palermo-Mazzara del Vallo in entrambe le direzioni per un palo pericolante tra gli svincoli di Via Belgio e Tommaso Natale. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno eliminato appunto il palo e quindi anche l'emergenza. Si sono registrate lunghe code. Non appena è finito l'intervento l'autostrada è stata riaperta. Con questa notizia ci fermiamo. Grazie per averci seguito. A tutti voi un buon proseguimento di serata.